Buongiorno, buongiorno, bentornati amici qui a Radio Libertà, ragioniamoci sopra. Giuliano Zurin sempre con voi a parlare di autonomia. Oggi è un giorno particolare, oggi è il 22 ottobre e ricordiamo che il 22 ottobre di 7 anni fa partì questa grande percorso verso l'autonomia concreta, cioè per creare qualcosa che finalmente si potesse concretizzare a livello, diciamo, pratico, ovvero quello che c'è scritto nella Costituzione che possa diventare qualcosa di veramente tangibile da parte dei cittadini, ovvero il trasferimento delle 22, 23 materie o quelle che ogni regione chiederà ai territori appunto che, ne hanno bisogno, necessità, voglia di gestire soprattutto. Allora la questione è questa, che il 22 ottobre 2017, lo ricordiamo, in Veneto e in Lombardia si tenne un referendum. Di fatto il quesito era molto semplice: vuoi che, quello riferito chiaramente ai cittadini è stato chiesto: "Vuoi che la tua regione abbia più autonomia?" Non era un referendum, come dire, estremista o chissà che. Era un referendum molto semplice per tastare, infatti era consultivo, era per tastare il polso della popolazione. Allora, complessivamente tra Lombardia e Veneto votarono oltre 5.000.000, 300.000 cittadini, residenti, elettori, chiamateli come volete. Era una giornata anche, diciamo, di maltempo, soprattutto nel pomeriggio, per cui anche l'affluenza ha avuto qualche problema proprio legata a episodi di maltempo e di piogge incessanti che a volte distolgono chiaramente. Comunque sia, oltre 5.300.000, votanti, 3.000.000 in Lombardia, 2.300.000 e rotti in Veneto, hanno detto: "Sì, vogliamo, più autonomia per il nostro territorio". Ora adesso fa un po' ridere pensare a 2 cose: 1 che, la raccolta firme portata avanti quest'estate da, M5S, PD, CGIL, associazioni varie, per volere il referendum contro per chiedere un referendum per abolire, la legge Calderoli, che è quella che invece mette finalmente in pratica quello che è scritto, come dicevamo prima, nella Costituzione, ovvero che ai territori e alle regioni possono essere affidate delle competenze e delle gestioni particolari in determinate materie, ben predefinite nella Costituzione, non certo sulla carta del pane, con tutto il rispetto del pane ovviamente. Dicevo appunto che fa un po' ridere che questa raccolta firme, che ha superato 1.000.000, 1.300.000, 1.400.000 persone, è stata venduta come chissà che, considerando che, primo, la raccolta è avvenuta principalmente, online attraverso lo SPID. Tanti si sono registrati e hanno dato il proprio assenso con la propria firma alla raccolta proprio, di sottoscrizioni per chiedere, un referendum, e adesso il referendum dovrà essere valutato dalla Cassazione e poi dalla Corte Costituzionale, come sappiamo. E fa un po' ridere perché 1.400.000 cittadini dal divano o magari, dallo smartphone hanno dato il loro assenso, mentre il 22 ottobre del 2017 5.300.000 persone sono andati fisicamente alle urne con tanto di certificato elettorale in mano per dire: "Guardate che a noi interessa avere più autonomia". Questo per dire la proporzione: 5.300.000 in sole 2 regioni, 1.400.000 in tutta Italia per chiedere un referendum contro l'abrogazione, per volere l'abrogazione di una legge che invece crea finalmente un quadro dove, fa partire questa benedetta autonomia prevista in Costituzione, lo ripetiamo fino alla nausea, dal 2001 su volontà di un governo di centrosinistra all'epoca. Il governo era Amato, Giuliano Amato, votato in fretta e in furia prima delle elezioni politiche del 2001 e poi confermato comunque dai cittadini italiani, perché oltre 10.000.000 di persone, quasi 11.000.000 di persone, sono andati a votare per dire: "Sì, a me va bene questa Costituzione nuova, regionalista, federalista, autonomista, mi va bene così come è stata modificata". Per cui se andiamo a vedere i numeri, fa un po' ridere appunto questa, sbandieramento di 1.400.000, di raccolta firme per volere il referendum, quando invece 5.300.000, cioè 3, 4 milioni di persone in più in sole 2 regioni hanno detto: "Sì, vogliamo l'autonomia".
La democrazia a volte si misura dai numeri, ma qualcuno invece i numeri li tira sempre a suo vantaggio, fregandosene invece di chi precedentemente aveva dato il suo appoggio a una determinata idea, a determinata battaglia politica, a una determinata consultazione ufficiale. Ma poi l'altra cosa, questo è un aspetto da valorizzare, l'altra cosa che fa un po' tristezza è che son passati 7 anni e non abbiamo ancora fatto niente. Diciamo che dopo il referendum del 2017 su spinta proprio popolare, il governo all'epoca Gentiloni firmò una pre-intesa, diciamo, con i territori che volevano più autonomia, Lombardia e Veneto, ai quali si era accodata l'Emilia Romagna, che non aveva, no, messo in piedi, diciamo, il referendum, bollandolo come inutile, poi però si era accodata per ottenere addirittura Stefano Bonaccini, all'epoca presidente, appunto della regione Emilia Romagna e adesso acerrimo nemico dell'autonomia, all'epoca voleva 15 materie su 23 di quelle previste dalla Costituzione. Ci fu questa preintesa, poi il governo era il Conte 1 Gentiloni. Poi dopo ovviamente si andò alle elezioni nel 2018, si ripartì come sempre da 0. Ministro poi divenne, diciamo, per gli affari legati all'autonomia era la ministra Erika Stefani della Lega. Anche lì si arrivò a una preintesa, anche qualcosa di più della preintesa, ma cadde il governo anche lì, arrivò il ministro, Francesco Boccia del governo Conte 2 per gli affari regionali e lì disse: "No, bisogna cambiare metodo", per cui alla fine disse: "Serve", siccome all'epoca la Costituzione non prevede che ci sia una legge, che faccia partire l'autonomia in concreto, no, per cui, Boccia disse: "No, servirebbe un quadro, un regolatorio, una legge diciamo che faccia da cornice a tutto questo trasferimento di funzioni ai vari territori". Bene, di fatto che poi è la legge Calderoli, tra parentesi, no, però poi alla fine Boccia, un po' perché c'era il Covid, un po' perché diceva: "No, però il metodo, il ma me sa", e alla fine niente, andò tutto a quel paese, perché poi tra l'altro cadde anche il governo Conte 2. Arrivò il governo di Mario Draghi. A gestire la questione dell'autonomia arrivò Maria Stella Gelmini, all'epoca Forza Italia, ministra, e adesso Azione, ma poi mi sa che adesso è uscita da Azione, quindi non vorrei dire una cavolata. Comunque Maria Stella Gelmini, che conosciamo tutti, politica, di lungo corso, storicamente militante in Forza Italia, di Desenzano del Garda, quindi lombardo-veneta possiamo dire. Ehm, a sua volta sostenitrice del referendum nel 2017, portò avanti, devo dire in maniera molto proficua, anche concreta, questo accordo con le regioni, regioni che ormai erano diventate tante per l'autonomia, perché, agli ultimi tavoli, prima della caduta del governo Draghi, lo ribadiamo perché si ferma tutto lì, per l'autonomia i più accesi, oltre chiaramente ai governatori di Lombardia, Veneto e Piemonte e Liguria, che sono più o meno gli stessi che adesso stanno trattando con Calderoli per cominciare a capire quali materie e come trasferire alcune materie, diciamo, funzioni, gestione di materie nei vari territori. Oltre a queste 4 regioni, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, c'erano proprio in prima fila anche Toscana ed Emilia Romagna, che sono adesso le regioni che invece hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale per dire che la legge Calderoli in teoria non è costituzionale. Facciamo presente sempre che è stata promulgata, controfirmata dal Presidente della Repubblica, quindi forse proprio incostituzionale non è, ma detto questo, insomma c'erano anche queste regioni che adesso sono stati promotrici di raccolta firme, ricorsi contro appunto la Corte presso la Corte Costituzionale contro la legge Calderoli. Poi alla fine, come sempre, era luglio del 2022, cadde tutto il governo con Draghi, ovviamente si andò al voto e si ripartì da 0. Infatti, cioè, la famosa tela di Penelope, no, questa autonomia, cioè ogni volta si riparte dal punto di partenza. Un po' come Penelope che per non, concedersi ai proci di Itaca, perché lei aspettava chiaramente Ulisse che tornasse, in patria, nella sua isola madre, ogni notte disfava la tela. È un po' quello che succede con l'autonomia, che ogni notte si disfa
praticamente questa tela, ogni governo si disfa questa tela, ma forse adesso dopo 2 anni di continuità governativa, una legge approvata in maniera definitiva, promulgata da il capo dello Stato, in teoria è pronta già ad essere attuata. Adesso il ministro Calderoli ha detto che i LEP, i livelli essenziali di prestazione, saranno più o meno pronti o comunque definiti per quest'anno, o comunque e poi ci son comunque 9 materie delle 23 che possono essere trasferite senza LEP. Per cui diciamo che, dopo 7 anni, da questo 22 ottobre del 2017, forse, ma forse, possiamo dire che eppur si muove, sempre ricordando un vecchio adagio, una vecchia frase di Galileo Galilei, eppur si muove, no, vediamo appunto cosa succederà. Nel frattempo però, mentre si discute a livello politico in maniera animata, i numeri vanno avanti, l'economia va avanti o indietro, dipende dai casi, e ieri è uscito un bellissimo dato, il rapporto di Assolombarda, che non è una nota associazione di eversivi, ma bensì l'organizzazione più rappresentativa all'interno di Confindustria del mondo imprenditoriale italiano, perché di fatto rappresenta gli industriali di Milano e di Rho, insomma del Monza Brianza, cioè della grande Milano, comunque la capitale economica d'Italia, come tutti noi sappiamo. In sostanza da questo studio, fa vedere ovviamente che la Lombardia è la numero 1 per quanto riguarda l'economia, ma, c'è stato anche uno studio molto interessante, perché hanno fatto questa ipotesi: se la Lombardia fosse uno stato indipendente all'interno dell'Unione Europea, ovviamente, come si collocherebbe? Beh, insomma è molto divertente perché praticamente intanto si vedrebbe che, la Lombardia avrebbe, il decimo PIL in Europa, sarebbe poco meno dell'Irlanda e l'Irlanda, come dire, paradiso fiscale, meta, cioè come dire, punto di riferimento delle sedi delle grandi big mondiali, da Amazon a Google a Meta stesso, adesso scusate il gioco di parole. Insomma, il PIL della Lombardia sarebbe appunto poco meno dell'Irlanda e superiore a quello dell'Austria. Però invece decima in Europa. Poi a livello invece di PIL pro capite sarebbe appena sotto la Germania e la Finlandia, ma ampiamente sopra la Francia, incredibile. Poi, è molto interessante che per esempio anche per l'export avrebbe il doppio di Finlandia e Portogallo. A proposito, tornando sempre all'Irlanda, per il valore aggiunto nel mondo dei servizi, che comunque, per chi non lo sapesse, l'industria è importante ovviamente, ma il 70-75% del PIL deriva dai servizi, la Lombardia sarebbe sempre decima, con poco meno dell'Irlanda, che è la regina dei servizi nell'ambito servizi del settore terziario, e un po' più dell'Austria. Questo per dire non che bisogna fare la secessione o chissà che, ma questo per dire che l'autonomia, come ha detto ieri tra l'altro il governatore Fontana proprio durante l'assemblea di Confindustria di Assolombarda, dice: "Noi potremmo fare ancora di più per migliorare ancora di più le nostre performance, che poi sono da traino per tutta l'Italia, ma senza autonomia non possiamo intervenire". Questo per dire appunto che l'autonomia non è chiaramente la secessione dei ricchi o chissà che, ma è soltanto un modo in più per far correre di più ancora ulteriormente un territorio. Ma per dire in termini pratici quanto vale l'autonomia, ascoltiamo una canzone e poi ci rivediamo. Ciao.
Rieccoci a Radio Libertà, ragioniamoci sopra, Giuliano Zulin sempre con voi. Dicevamo poco fa che avremmo spiegato quanto vale l'autonomia in termini pratici, in termini di PIL, perché parlavamo della Lombardia che se fosse indipendente, autonoma, cioè dipendente, uno stato indipendente avrebbe il 10° PIL d'Europa e potrebbe ovviamente rimanendo all'interno dell'Italia, potrebbe fare ancora di più in termini di PIL, ma c'è qualcosa che la frena, ovvero la mancanza di autonomia. Mancanza di autonomia che invece potrebbe garantire una crescita ulteriore del PIL per la Lombardia, ma anche per tutte ovviamente le regioni che chiedono l'autonomia, e per questo noi siamo andati a vedere uno studio che è uscito nel 2015, ma lo citiamo per un motivo molto semplice, perché, si basa su, analisi di dati precedenti che vanno dal 1995 al 2013. Questo per dire che quando uno studio fotografa una tendenza, più o meno poi non è che sia cambiato il mondo completamente dopo quegli anni lì, a parte la questione Covid, a parte quello che sappiamo, ma vabbè. Ehm In poche parole, questo studio, è stato prodotto dalla Fondazione Sussidiarietà e insieme con l'Università di Bergamo, ha analizzato la spesa pubblica dal 1995, dicevo, al 2013 in 30 paesi europei e ha analizzato di fatto il modo con cui vengono spesi i soldi pubblici, ovvero, cioè, vengono spesi con un metodo centralista o un metodo, come dire, sussidiario, cioè come dire, affidato anche agli enti locali. Allora, dalle analisi, ehm, andiamo subito al sodo, chiaramente è emerso che un aumento del 10%, lo leggo perché è meglio essere precisi, un aumento del 10% nel grado di sussidiarietà verticale della spesa pubblica, a saldi invariati, porta a un aumento annuale del PIL pro capite di più 0,64%. Questo studio dice che è un risultato da prendere in considerazione in linea con quello di altri studi che erano usciti per esempio nel '98 che stimavano un più 0,7, più 0,8, un altro nel 2005 che stimava un più 0,6, quindi più o meno siamo lì tra 0,7 e 0,6, un altro addirittura che diceva del 2003 parlava di 0,12. Questo studio parla, quindi tra 0,8, 0,12, 0,6, questo studio parla di più 0,64. Quindi vuol dire che a saldi invariati, se una parte della spesa pubblica la trasferisci agli enti locali che sanno, come sappiamo, abbiamo sempre detto qui a Ragioniamoci Sopra, sanno dove intervenire in maniera chirurgica nel territorio senza buttare soldi a caso, praticamente il PIL, pro capite, in questo caso dell'Italia, aumenterebbe dello 0,64% con un più 10%, non più 50, più 10% di spesa affidata alle regioni. Allora noi cioè abbiamo fatto un conto anche, cioè siccome la fondazione qua della sussidiarietà e l'Università di Bergamo aveva fatto anche questo studio, ovviamente riferito all'epoca, diceva che in poche parole una famiglia di 4 persone, considerando quanto valeva il PIL pro capite nel 2015, voleva dire più o meno un 50 € in più al mese di PIL pro capite a famiglia. Ora però il PIL pro capite chiaramente è cambiato rispetto ad anni fa, fortunatamente più alto, e se ipotizziamo un più 0,64% annuale, con un decentramento appunto dicevamo del 10% della spesa pubblica, si ha un più 191 € pro capite l'anno e invece per una famiglia di 4 persone siamo a 777 € in più ogni 12 mesi, che non ci cambiano la vita, ma sicuramente possono far del bene. Ma soprattutto noi siamo andati a fare un conto un po' particolare, no, cioè abbiamo tanto decantato il PNRR, Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa e Resilienza, votato da praticamente tutti i partiti, eccetto credo Fratelli d'Italia, che però adesso sta attuando chiaramente essendo il primo partito nella maggioranza di governo. Niente, in poche parole, quanto vale il PNRR? Ah, parentesi, lo ricordiamo sempre, dentro il PNRR c'è un milestone, c'è un obiettivo che ha come target 2026, primo semestre, ovvero attuazione del federalismo fiscale, della legge mai attuata del 2009, che fatalità è una legge sempre scritta e portata avanti da il ministro Calderoli, e
stabilisce che debba essere applicato il federalismo fiscale. Quindi l'Europa nel PNRR ha chiesto questo. M5S, PD, Forza Italia, Lega, tutti quelli che hanno detto sì al PNRR sono per il federalismo fiscale, per cui non si capisce, e qua chiudiamo la parentesi, perché poi si vada a raccogliere firme contro l'autonomia differenziata che di fatto è la sorella siamese, quasi possiamo dire, del federalismo fiscale. Ma torniamo a questo studio. Allora, dicevamo, l'autonomia, cioè un più di 10% di spesa pubblica affidata ai territori e agli enti locali, porta a un più 0,64% annuo del PIL pro capite del territorio. Il PNRR quanto vale? Allora, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, il valore aggiunto del PNRR è stato di più 0,2 nel 2020, più 0,2% di PIL nel 21, più 0,1 nel 2022, più 0,4% nel 2023. Nel triennio successivo, cioè ovvero quest'anno 25-26, dovremmo essere più o meno a più 0,9% quest'anno, più 0,8% più 1 scusate nel 2025, più 0,8% in più di PIL nel 2026. Ci siamo ubriacati di tutti questi numeri, ma alla fine il conto finale dovrebbe essere più 3,4% di PIL in 6 anni, cioè più 0,56% l'anno. Tanto o poco? Il dibattito è molto acceso, anche se ovviamente non si può dibattere su certe cose, purtroppo, perché in realtà bisognerebbe dibattere, perché siccome sono 200 miliardi circa, di cui metà sono a debito, uno dice: è stato giusto aver contratto un più debito per portare a casa un più 0,5% in più di PIL all'anno? Alcuni dicono sì, la stragrande maggioranza, però è anche giusto che fare, siamo appunto ragioniamoci sopra, noi ci ragioniamo sopra, diciamo, è giusto aver contratto 100 miliardi di debito in più per fare un più 0,5% all'anno, magari invece, e tra l'altro spendendo i soldi solo su indicazioni particolari, non è che li spendi come vuoi, ma li spendi in base alle direttive che sono state approvate da Bruxelles. Quindi, boh, è stato giusto? Comunque è stato approvato e quindi bisogna rispettarlo, portarlo avanti. Dicevamo, il PNRR, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, vale più 3,4% di PIL in 6 anni, ovvero più 0,56% l'anno. Dicevamo dello studio prima, ovvero praticamente più 0,64% aumento del PIL pro capite annuo con un decentramento della spesa pubblica del 10%, cioè poco o niente. Insomma, che più o meno vale l'autonomia, perché l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, quello che c'è scritto nella Costituzione non è che adesso portano la difesa, l'esercito, batte moneta, la Lombardia, il Piemonte, le Marche, ci mancherebbe altro, cioè parliamo solo di un trasferimento di gestione del potere, di funzioni praticamente amministrative. Quindi non è che sta cambiando l'universo, e soprattutto parliamo veramente di pochi miliardi che andranno nei territori che vorranno gestire queste nuove competenze, pensando di gestirle meglio, chiaramente, perché altrimenti non ti resta lì. Però detto questo, se il 10% al di là dell'autonomia fosse trasferito alle regioni, e quindi chiaramente si presume che le regioni possano spendere i soldi pubblici in maniera più chirurgica e attenta e mirata, in poche parole avremo un più 0,64% del PIL pro capite l'anno, contro un più 0,56% del PNRR. Detto in parole povere, l'autonomia differenziata può creare più PIL del PNRR. Voi dite, tutto sto tempo per dirmi sta roba, però i numeri o le simulazioni, perché poi le simulazioni, per carità di Dio, bisogna sempre applicare nella realtà, cioè bisogna sempre poi considerare che un amministratore, un governatore, un assessore regionale sia bravo e capace nello spendere i soldi che ha a disposizione. Però, diciamo alla fin fondo, l'autonomia non solo in questo caso crea un maggior valore aggiunto per quanto riguarda un territorio, in questo caso l'Italia intera, chiaramente. Parliamo, cioè più 0,64% l'anno vuol dire che poi questo ha un impatto anche sui conti pubblici. Siccome poi i conti pubblici
non misuriamo, cioè la UE, ma il mondo, i mercati non misurano il debito in valore assoluto o il deficit annuale in valore assoluto, ma sempre in funzione del PIL. Cioè, questo per dire che se uno ha un PIL che cresce sempre, se poi aumenta il debito, certo che bisognerebbe anche ridurlo, ci mancherebbe altro, però è, come dire, sostenibile. Tant'è che abbiamo visto che una agenzia di rating la fine della settimana scorsa ha messo un outlook positivo, e Fitch ha messo un outlook positivo per l'Italia perché ha detto: "Beh, il percorso di risanamento dei conti pubblici è ben avviato". Proprio perché c'è un discorso di sostenibilità, di dire: "Sì, okay, ho tanto debito, ma ho anche PIL". E quindi alla fine se tu hai è un po' come quando uno contrae un mutuo, no, quando vai in banca ti dicono: "Quant'è la rata?" 1000 €, benissimo. "Ma quanto incassi?" 3000, benissimo, allora vuol dire che tu sei in grado di onorare il debito, anche se magari 1000 € è una rata sostanziosa, chiaramente. La stessa roba uguale, identica per quanto riguarda la finanza pubblica e l'affidabilità di un paese, in questo caso, no, l'Italia. Ripeto, l'autonomia porta un aumento del PIL in base a questo studio della Fondazione Sussidiarietà e Università di Bergamo, ma porta anche a una riduzione della spesa, perché è ovvio che se tu non butti i soldi a casaccio, crei valore aggiunto nel territorio e soprattutto eviti gli sprechi. Potenzialmente quindi tu non solo hai un aumento del PIL che influisce nel deficit PIL, quello che sappiamo, ma addirittura facciamo calare anche la voce deficit, cioè andiamo in matematica, numeratore e denominatore. Numeratore è il deficit, denominatore è il PIL, la frazione, no, che abbiamo imparato alle elementari, alle medie. Se io riduco il numeratore, cioè il deficit, perché non butto i soldi, spendo bene, e se io aumento il denominatore, cioè aumento il PIL, quel rapporto lì sarà sempre più piccolo e quindi avrò affidabilità sempre migliore, attrarrò più investitori, investimenti, creerò posti di lavoro, avrò i soldi per pagare le buste paga più sostanziosi, servizi migliori per il cittadino e addirittura non avrò problemi neanche per le pensioni. È un quadro tanto roseo? Non lo so, secondo me non è roseo, ma è abbastanza realista, perché i numeri non è che li puoi tirare come vuoi, i numeri son quelli e parlano da soli. Ma noi come sempre, ma anche voi, ragionateci su, noi ci ragioniamo sopra la prossima settimana. Un grande saluto da Giuliano Zulin, viva Radio Libertà e come sempre buona autonomia a tutti. Ciao. Avete ascoltato